Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Stadio Pietro Barbetti esaurito per il posticipo dell'11ª giornata in Serie B-Win. I padroni di casa del Gubbio sfidano il Torino capolista e soprattutto la partita del cuore per Luigi Simoni, che a 72 anni torna in panchina al posto dell'esonerato Fabio Pecchia proprio contro i Granata, di cui è stato giocatore ed allenatore. Anche a Gubbio doveroso il minuto di silenzio per ricordare Marco Simoncelli, un campione di motociclismo ma soprattutto un ragazzo sorridente di 24 anni che non c'è più. Si parte agli ordini dell'arbitro Pinzani di Empoli, è già in piedi il mister del Toro Ventura al terzo minuto, colpo di testa di Rolando Bianchi su angolo di Sgrigna, azione simile al quinto, questa volta l'inzuccata del polacco Glick, centrale, para il portiere di casa Donnarumma. Poi c'è questo scontro durissimo tra lo stesso Glick e Marco Buchel, gomito molto alto, troppo alto del centrale Granata. Buchel deve uscire in barella con un collare dentro il portoghese Mario Rui al suo posto. Buchel deve addirittura essere trasportato in ospedale per controlli. Avventata questa rimessa con le mani di Parisi, Coppola deve uscire su Bazzoffia, angolo per il Torino, non ci arrivano Darmian, Bianchi e Glick, brivido nell'area del Gubbio. La partita è equilibrata da Ciofani a Bazzoffia, interviene pericolosamente Glick, lascia correre l'arbitro Pinzani, infuriato Bazzoffia. Intervento molto rischioso di Glick, che ha rischiato addirittura l'espulsione. Siamo nel recupero del primo tempo, tiro dalla distanza di Bianchi a lato, non di molto. 48esimo, ci prova il capitano del Gubbio Sandreani, chiamato Coppola ad una parata non facile a terra. Non è soddisfatto Ventura della sua squadra. Inizia il secondo tempo, si alza in piedi anche Gigi Simoni. Sgrigna si accentra da sinistra e il destro, Boisfer, la deviazione, Donnarumma deve sventare la minaccia. Siamo al 57esimo, attenzione a questo pasticcio di Coppola e Ciofani porta in vantaggio il Gubbio, approfittando della porta sguarnita per l'uscita avventata del portiere avversario. Tutti ad abbracciare Simoni. Rivediamo il pasticcio tra Ogbonna e Coppola sulla correre di Bazzoffia. Ciofani segna il quinto gol personale in questa Serie B-Win. In confusione Coppola, ancora un errore e Ogbonna deve rimediare sul colpo di testa di Raggio Garibaldi. Dentro Surraco e Bascia per il Torino, al posto di Vives e di Sgrigna. Stevanovic dentro per Bianchi, il sinistro alto di pochissimo. Toro vicino al pareggio con il suo capitano, di certo il più attivo della squadra di Ventura. Viene fermato Bazzoffia per un fuorigioco che assolutamente non c'è. Il numero 20 del Gubbio sarebbe andato dritto verso la porta di Coppola dalla parte opposta. Colpo di testa di Glick, alto non di molto. Si gioca anche la carta Ebago al posto di Stevanovic. Ventura dentro Briganti per Benedetti nel Gubbio. Il cross di Parisi, Bianchi di testa, la traversa, poi il rinvio di Caracciolo. Attenzione, il sinistro di Iori dalla distanza che si perde sopra la barra trasversale. Rischio per Donnarumma, si fa male anche Briganti per il Gubbio. 3 minuti soli dopo il suo ingresso dentro al Mici. Siamo nel finale. Mario Rui, il palo clamoroso colpito dal portoghese. 90esimo, la palla morbida, ancora Bianchi, il miracolo di Donnarumma in calcio d'angolo. 91esimo, insiste il Torino, Glick di testa, pallone sul fondo. Nervoso Ventura perché vede profilarsi la prima sconfitta stagionale per il Torino. Il Gubbio di Simoni vince per 1-0.